devo dire è stata un'edizione senza particolari sbavature, ma che ha confermato la buona intenzione di alcune scelte. Entusiasta il commento a caldo del vice sindaco di Udine Alessandro Venanzi a conclusione della 31esima edizione di Friuli Doc, la più grande rassegna enogastronomica della regione, che ha chiuso i battenti dopo 4 giorni all'insegna di un lungo percorso fatto di sapori, profumi, incontri e tradizioni. Un viaggio chiuso in Piazza Libertà con il grande concerto di Gaia tra le voci più talentuose del panorama musicale italiano. Tra gli appuntamenti di maggior richiamo della domenica la prima edizione dell'Asta Formaggi, curata dalla cooperativa Malghesi, che ha richiamato sotto la loggia del Lionello un folto pubblico pronto ad accaparrarsi le forme di formaggio di Malga in asta. Penso ad esempio Piazza Primo Maggio e la dislocazione di altri stand, ma soprattutto ha vinto la complementarietà di offerta, ovvero negli anni si è compreso fisiologicamente che non bastava più la semplice somministrazione o come dire la valorizzazione dei prodotti, ma tutta una serie di eventi collaterali che creano e generano attrattività, quindi alla musica, allo sport, ai convegni e anche appunto delle opportunità e delle occasioni di ragionamento specifico. Ecco, possiamo dire insomma che è stata un'edizione, come ha detto lei, per tutti i gusti, nel senso che qualsiasi è stato soddisfatto perché ha trovato quello che voleva. Ma sono contento anche perché stamattina vedevo, perché poi arrivano ogni anno sia lamentele sia talvolta qualche lettera di complimenti. Devo dire stamattina ce ne sono arrivate 3 di lettere di complimenti, più che altro perché abbiamo tenuto conto delle esigenze di tutti. Penso ai celiaci che erano in piazza Primo Maggio, penso all'attenzione che abbiamo avuto per le famiglie e per i bambini che si sono presi un'intera area di fronte a Palazzo dell'Oncolo, quindi di fronte al comune, e quindi questo ci fa capire che alcune scelte insomma sono state necessarie e doverose. Ovviamente si può e si deve sempre migliorare.